abituati, sono Cicalotti, Massimiliano, sono un artista del coro e volevo concludere le informazioni che ha ricevuto adesso tutte assieme dicendole che proprio per la gravità della situazione in cui è precipitato il teatro, noi o perlomeno una buona parte di lavoratori di questo teatro vuole in prima persona occuparsi e rendersi disponibile il più possibile perché il teatro innanzitutto rimanga aperto e riesca a riportare la cultura che questo teatro ha portato in Sardegna fino adesso all'altezza che fino adesso era stata. In questo teatro è nata un'assemblea permanente che è una realtà nuova, dico io, ma una realtà bellissima, importantissima, una presa di coscienza da parte dei lavoratori che hanno deciso un giorno così senza pensare tanto a cosa ci poteva capitare facendo un'azione così importante di occupare in maniera pacifica e assolutamente serena il teatro. Occuparlo significa semplicemente, lei è stato accolto in questa stanza dove c'è il logo che ormai tutta Italia conosce della nostra battaglia ormai da mesi, dormiamo, mangiamo, ci confrontiamo e cerchiamo di portare avanti la nostra lotta all'esterno. Questa nostra lotta è andata avanti per alcuni mesi. Abbiamo accettato sotto le feste una tregua da parte del sindaco che in questo momento è l'unico referente che abbiamo ufficiale. Il sindaco di Cagliari, vorrei dirlo, è veramente una delle persone più responsabili della situazione in cui il teatro versa in questo momento perché è al secondo mandato, è 10 anni che è il presidente di questa fondazione. Purtroppo lui è a fine mandato e quindi speriamo veramente che dietro le posizioni e tutte le azioni che nei prossimi mesi farà non ci sia solo un procrastinare a qualcun altro i problemi del nostro teatro, ma se ne prenda veramente a cuore sia come cittadino di Cagliari che come sardo. La nostra assemblea permanente adesso in segno di pacificazione ha tolto gli striscioni all'esterno perché abbiamo combattuto contro l'ultima dirigenza che assolutamente è stata incapace di portare questo teatro fuori dalla crisi in cui era e adesso però siamo molto perplessi perché rimaniamo a un mese da questa tregua senza stipendi, che non è certamente il problema principale. Il problema principale è che se non troveremo le risorse necessarie questo teatro non riuscirà a produrre e a concludere il prossimo anno con la sua programmazione. Signori, io premetto che sono venuto per esprimervi una personale solidarietà e non voglio e non posso prendere alcun impegno, perché prendere impegni sapendo di non poterli mantenere o peggio ancora dire qualche buona rassicurante parola per compiacere coloro che ascoltano con la riserva mentale di dimenticare gli impegni presi un minuto dopo essere usciti dall'incontro, secondo me non depone a favore di chi ha questa abitudine. Perché questa premessa? Perché la solidarietà è, credo, doverosa da parte di ogni cittadino nei vostri confronti e consideratemi in questo momento il Presidente della Camera, certamente, ma ancor prima un cittadino che prende conoscenza di una delle tante pagine di malessere sociale della nostra che viene chiamato il compatto culturale. Voi sapete perfettamente che la polemica sui tagli di risorse è una polemica antica, è una polemica che in questa legge finanziaria è diventata ancora più viva perché si è trattato di un intervento nella carne viva con delle conseguenze che hanno colpito in modo non uniforme un po' tutti i settori attraverso i quali si dà vita ad una politica culturale. È una considerazione. Io non contesto la necessità di ridurre la spesa pubblica, di tenere i conti sotto controllo, toglietevi dalla testa, se qualcuno ce l'ha, l'illusione che si torni ad un'epoca in cui si può spendere in modo indefinito, anzi ci siamo indebitati tanto anche per politiche di spesa non avvedute, in alcuni casi vi sono stati degli sprechi, degli sperperi, storia di ieri, i conti vanno tenuti sotto controllo, ma l'Italia deve in qualche modo mettersi un po' d'accordo con se stessa. Cioè, se noi in ogni circostanza ricordiamo con un certo legittimo orgoglio di essere il paese che detiene, secondo l'UNESCO, oltre la metà del patrimonio culturale dell'umanità
ed è un patrimonio che è stato lasciato dalle generazioni precedenti, ma è un patrimonio che si arricchisce giorno per giorno, perché non soltanto nell'attività lirica o nell'attività teatrale, ma in ogni attività che rientra nella categoria di culturale, l'Italia, pur con tanti problemi, riesce ad essere competitiva, per usare un aggettivo che è più dell'economia che della cultura, ma non è soltanto il paese del bel canto l'Italia. L'Italia è un paese che in ogni angolo del mondo è riconosciuto per la qualità della sua produzione artistica. Ora, se questo è vero ed è difficile contestarlo, credo che la politica si debba interrogare sull'opportunità o meno di rendere strategici alcuni interventi in questo settore. In altri termini, se si continua a considerare indispensabile tagliare in modo lineare ovunque, perché va detto, nelle ultime finanziarie il taglio non è che ha privilegiato alcuni settori e a discapito di altri. I tagli sono stati in modo orizzontale ripartiti per tutti i capitoli. Mario, vai. Se lo avessimo fatto poco di più ci stiamo tutti. Diceva di aver chiuso il bilancio in pareggio per 4 anni, noi invece ci stavamo oltre al debito pregresso, abbiamo aumentato il debito. Quindi siamo arrivati a una situazione in cui le banche non hanno più credito. Manu. Pazzesco veramente.